Buongiorno a tutti, siamo qua a fare questo videomessaggio dopo che alle 12:43 è arrivato un comunicato stampa da parte della regione. Dopo un mio video su Facebook e ovviamente anche un'intervista sul TG3, la regione Friuli-Venezia Giulia con l'assessore Fabio Scocimarro ha comunicato che ha chiesto alle Camere di Commercio del Friuli-Venezia Giulia di organizzarsi per rilasciare le tessere del carburante agevolato online o su appuntamento. Come potete vedere, io ovviamente vi giro il comunicato: coronavirus, Scocimarro, tessera agevolata online o su appuntamento. Sto leggendo la nota, in pratica, per chi gli interessa, a breve la Camera di Commercio sarà di nuovo attiva per questo servizio, ok? O attraverso online, che quindi la tessera arriverà a casa, oppure bisogna contattare, prendere appuntamento e andare nella Camera di Commercio di riferimento a farsi la tessera, o ovviamente, come richiesta in questi giorni si faceva, anche io l'ho fatta, attivare le tessere a scaduta. Quindi sono contento che il dottor Fabio Scocimarro, assessore all'energia, ha preso a cuore questa situazione. Per molti ovviamente cittadini che si trovavano e si trovano ovviamente anche in difficoltà economica, e quindi si vedevano anche erano costretti a fare il carburante a un prezzo maggiorato. Ora, per fortuna, anche quelli che avevano la tessera scaduta possono riattivarla. Ovviamente vi metterò sotto il video il link, così potrete vedere il comunicato. Però in questo momento qua non ci sono scritte le indicazioni da parte delle Camere di Commercio, quindi attualmente non sappiamo ancora la tempistica. Spero che nei prossimi giorni venga fuori un comunicato magari dalla Camera di Commercio per ovviamente farvelo recepire subito sulla pagina, o metterlo subito sulla pagina, così lo potrete divulgare a tutti i vostri amici, familiari, che magari serve fare una tessera nuova o riattivare la tessera che è scaduta. Bene, soddisfazione per aver ottenuto questo risultato. Grazie, si va avanti. Ovviamente, se potete, restate a casa. A presto.